318 voti, 192 Dezzotti, turno di ballottaggio, vittoria schiacciante su tutti i seggi tranne uno, quindi che impressione a caldo? Ma l'impressione è che credo sia stato premiato agli elettori anche uno stile di fare politica. Abbiamo cercato anche in queste 2 settimane di ballottaggio di parlare di noi stessi, di non parlare degli avversari, e penso che soprattutto il messaggio di squadra che abbiamo fatto passare sia stato colto dagli esolani, che ci hanno premiato, nonostante il calo dell'affluenza, con un maggior numero di consensi rispetto al primo turno. Quindi una vittoria che penso ci siamo meritati. Riconosco l'onore delle armi al nostro avversario, che comunque assieme alla sua squadra ha fatto una campagna elettorale mettendocela tutta, ma penso che la città abbia premiato in questo momento un messaggio di cambiamento. Appunto, una stagione di cambiamento per Jesolo. Che stagione sarà per Jesolo? Sarà una stagione di lavoro, di cambiamento, ma con concretezza ed affidabilità, quindi vorrò da subito mettermi al lavoro. Cercheremo in breve tempo possibile, il più breve tempo possibile, di formare anche la giunta in maniera tale che fra almeno 10 giorni la città possa ricominciare a lavorare dopo il cambio del sindaco. In questi giorni ha pensato a una possibile squadra? Sì, certo, ne ho pensato, ho qualche idea, però ne parlerò ovviamente con la squadra nei prossimi giorni. La prima cosa che farà appena insediato? Ci metteremo subito a tavolino per affrontare il tema sicurezza, facendo passare un messaggio chiaro, ovvero che Jesolo è una città sicura. Andremo a intervenire nei momenti e nei luoghi in cui ci sono delle criticità legate alla sicurezza, affrontandole in maniera integrata con ovviamente le forze dell'ordine, con il prefetto, con la nostra polizia locale. Corte, siamo pronti alla morte, l'Italia